Amici di Basket Catanese, buonasera da Alessio Boschi e Alessandro Randazzo, buonasera a tutti. E buonasera in diretta dalla Cittadella Universitaria, dove stiamo per assistere alla terza giornata del campionato di C Unica. Teatro dei sogni, lo possiamo chiamare, ormai il Palacus. Partita che vede opposte lo Sport Club Gravina alla Domenico Savio Messina. Dopo 2 giornate il Gravina è con 2 punti in classifica, frutto della vittoria contro Reggio Calabria, mentre la Savio è ancora a 0 punti in classifica, ma non lasciamoci ingannare dalla classifica, perché la Savio fino a questo momento ha giocato contro Comiso e contro l'Invicta Caltanissetta, che sappiamo essere 2 formazioni ben attrezzate per questo campionato. Un campionato particolare, l'avevamo detto anche l'altra volta, ogni partita dobbiamo andare a vedere appunto l'atteggiamento in campo dei giocatori e chi l'avrà vinta, soprattutto nei minuti iniziali. Ricordiamoci che nella partita in casa che abbiamo commentato, la prima stagionale, il Gravina era partito un po' peggio rispetto all'avversaria e poi abbiamo visto tutti come è finita. Allora andiamo a vedere i quintetti iniziali scelti dagli allenatori. Coach Guadalupi da una parte per il Gravina, dall'altra parte abbiamo il confermato coach Alessandro Pati della Savio Messina. Savio Messina che si presenta con il numero 1 Ilya Zayez, il numero 23 Iareci, abbiamo poi il numero 14 Bonanno, il numero 8 Soraci e il numero 2 Paez, capitano della Savio Messina Riparante, in panchina in questo momento. Attenzione al quintetto iniziale del Gravina, vedo subito due titolari che solitamente entravano dopo, ovviamente grandi prestazioni. Scusate, c'è il minuto di silenzio. Renna, Zambataro, Capitan Barbera, Sidibe e Signorelli. Sì, vediamo subito. 11. A noi risultava il 40, in realtà numero 11 per Signorelli. Cambio di numero. E allora arbitrano i signori Caci e Di Stefano. Ci prepariamo alla contesa e allora buona partita a tutti. Inizia Sport Club Gravina, Savio Messina. Sidibe conquista la prima palla per Signorelli che si appoggia su Zambataro. Zambataro difeso da Bonanno, ancora Signorelli. Renna ferma il palleggio e c'è subito la tripla del capitano Gianluca Barbera. Risponde la Savio. Iareci per Bonanno in penetrazione, sanzionato il fallo da parte dell'arbitro Caci, il fallo di Barbera sulla penetrazione di Bonanno e saranno 2 tiri liberi per lui. Subito la tripla del capitano, comunque per mettere in chiaro che, per far capire che chi sono la squadra di casa. Cittadella. Esatto, al Palacus comanda il Gravina al momento. 3-0, 30 secondi, poco da dire, vediamoci questi tiri liberi. Primo tiro a segno per Bonanno, confermato dalla stagione scorsa. Secondo libero per lui, non va, il rimbalzo è di Sidibe che parte in palleggio, si appoggia su Barbera che va da Zambataro pronto ad impastare una nuova azione d'attacco. Zambataro per Signorelli,
Renna, difesa uomo per la Savio e fallo in attacco, giusto. Sì, ci sta lo sfondamento. Gomito un po' sporgente per Antonio Renna e fallo in attacco. Ancora a terra il giocatore della Savio, forse anche nella caduta possibilmente ha messo male la schiena. Adesso si rialza, anche se il coach chiama si il rialza cambio. Bonanno, che però chiama subito un cambio, quindi Bonanno esce per dare spazio al numero 11 Runci. Pulizie autunnali. Cambio di stagione. E allora si riparte con una rimessa per la Savio Messina. Attenzione perché è il secondo fallo di Renna nel giro di una manciata di secondi. E coach Guadalupi corre subito ai ripari mandando sul cubo del cambio Riccardo Lamantia proprio per Antonio Renna con 2 falli dopo 46 secondi di gioco. Non proprio un ottimo inizio. No, inizio caldo sicuramente di Renna. Riparte la Savio con Runci va da Iareci per Zajec che finta il tiro, bella la palla sotto, ancora per Iareci che appoggia facile alla tabella, 2 punti e 3 pari dopo un minuto di gioco. Riparte Gravina, riparte Zambataro in penetrazione, appoggio alla tabella, non va. Rimbalzo della Savio che attacca per un primo eventuale vantaggio in questa partita. Zajec, Iareci, ancora per Zajec, il palleggio difeso da Barbera, il raddoppio, Zajec va fuori per la tripla di Runci che non va. Rimessa, Peccato, bel triangolo offensivo, purtroppo la palla arriva solo al ferro. tiro pulito per Runci che non va a segno. Barbera va da Signorelli che supera la metà campo, si appoggia su Zambataro, ancora Signorelli per Riccardo Lamantia in palleggio, va da Sidibe, arresto e tiro dal cuore dell'area, non va, tentativo di rimbalzo offensivo, palla recuperata ancora da Gravina che può ricominciare una nuova azione offensiva. Signorelli finta il tiro, prova la penetrazione dal fondo, lo scarico fuori è per Barbera che finta la tripla, va in penetrazione, Niente da fare. nulla da fare. Niente. Si lamenta Barbera per un fallo, ma l'arbitro Casci non è d'accordo Quindi palla blu. e quindi è palla per la Savio Messina. Ricordiamo che già sono passati un po' più di 2 minuti e finora solo la tripla di Barbera e un tiro sbagliato di Sidibe. Poco attacco in questi 2 minuti del Gravina. Sì, partita con tante palla interruzioni. Gravina. Attenzione però, un'altra azione d'attacco per il Gravina. Barbera dal fondo. Trova Zambataro che viene stoppato da Iareci, autore di una stoppata pulita. Allora è la Savio che riparte e supera la metà campo. Si va ancora da Runci che prova ancora un tiro da 3 dalla stessa posizione di prima. Il tiro non va e c'è fallo in attacco sul rimbalzo chiamato alla Savio. Punteggio sempre fermo sul 3 pari a 7,38 alla fine del primo quarto. Gli arbitri. Stoppata importante. Stoppata importante su un ridimensionante. appoggio che sembrava già fatto per Zambataro. Sì. Zambataro. E allora è Signorelli ad incaricarsi di questa rimessa dal fondo. Lamantia blocca Zambataro che supera la metà campo difeso da Runci. Zambataro per Signorelli, ancora Zambataro. Barbera difeso da Paez, ancora un fallo in attacco. Allora si sta capendo il metro arbitrale abbastanza severo. Il fallo in attacco è stato chiamato a Sidibe sul tentativo di blocco per liberare Barbera.
E allora il nuovo attacco Savio. Paez si incarica di superare la metà campo. Gravina in bonus tra l'altro, quindi scusate, Gravina ha fatto già 4 falli. Bello lo scarico sotto canestro per Iareci. Sfortunato nella conclusione al tabellone, non trova il canestro ma trova un fallo chiamato a Signorelli. Fallo del numero 11, Signorelli colpisce 2 tiri. Vuoi fare tu? No. Vuoi fare? E allora è Iareci che proverà a dare il primo vantaggio alla Savio Messina. Assegno il primo. Se sbaglia lo fai partire, se segna. Seconda gita e lunetta per Iareci. E secondo canestro. 2 su 2, 4 punti per il 23. 4 punti per Iareci. Zambataro supera la metà campo. Signorelli. Il taglio di Riccardo Lamantia è un passaggio molto rischioso. Fortunati nella deviazione che permette al Gravina di avere una nuova azione offensiva. E allora è il capitano Barbera dal fondo ad incaricarsi della rimessa. Signorelli va da Sidibbe nel cuore dell'area, spalle a canestro. Bello lo scarico per Barbera. La palla sotto per Riccardo Lamantia. Ancora un fallo. Ancora un fallo sullo scarico di Lamantia per Signorelli, che era in angolo pronto a un tiro facile e pulito. Il fallo è del numero 8 Soraci ed è il secondo fallo anche per lui. Ancora Barbera dal fondo. Vai. Bellissima la rimessa peccato. per Zambataro che sbaglia ma recupera un rimbalzo offensivo. Peccato. Lamantia in penetrazione, lo scarico per Zambataro, ancora Barbera da 3 punti. Prova ad entrare nel cuore dell'area, lo scarico è per Signorelli. E qui forse poteva anche starci un contatto, l'arbitro non è dello stesso avviso. Poteva starci il fallo, invece esauriti 24 secondi, ora cambio, entra lì. Entra lì per Sidibbe, autore a Reggio Calabria al suo esordio di un'ottima prestazione, doppia cifra per lui. Vediamo coach Guadalupi che gli dà delle indicazioni. Il punteggio è di 5-3 per la Savio Messina a 6 minuti e 30 dalla fine del primo quarto. Iareci, Soraci in penetrazione, bravo Signorelli nella difesa, arresto il tiro da 3 punti per Ilya Zajec, playmaker ucraino che ricordiamo l'anno scorso in C-Gold a Rapallo, classe 2001, bellissima tripla per lui. Signorelli, Lamantia, Barbera, Ali, ancora Barbera che prova a rispondere da 3 punti, Niente da fare. non va, ma è bravo Signorelli a conquistare un nuovo rimbalzo offensivo. E allora Gravina nuovamente dal fondo. Sarà la 10ª rimessa dal fondo Quantomeno. in 4 minuti, questa volta però se ne incarica Luca Zambataro. Ancora uomo contro uomo le due difese. Zambataro per Signorelli, arresto il tiro dall'angolo, non va. E allora riparte la Savio. Bello il passaggio di Zajec per Iareci. E allora è l'arbitro Caci che sanziona il fallo al numero 41 Zambataro. E doppio cambio per coach Guadalupi, escono Zambataro e Signorelli, entrano con il numero 17 Simone Spina e con il numero 22 Enzo Santonocito. Primo mini break per la Savio, parziale aperto di 5-0. Cambio anche per la formazione ospite, entra con il numero 14 Bonanno, esce Runci con il Ritorna numero Bonanno. 11 ed è Iareci nuovamente in lunetta per 2 tiri liberi.
assegna il primo. Sono 5 punti per lui, vediamo se fa il sesto. E ancora gli Arieci a segno 6 punti sui 10 di squadra realizzati dal numero 23 messinese. Simone Spina supera la metà campo, va da lì, torna da Spina. Sant'Onofrio tocca il primo pallone della sua partita. Barbera, la penetrazione verso il centro, la finta, bellissimo lo scarico no look, Fallo fischiato in precedenza. ma fallo fischiato al numero 23 gli Areci. Bella giocata qui del E capitano. sono 2 tiri liberi? Sì, perché comunque Era in terzo terzo tempo. tempo. Poi l'ha scaricata all'ultimo, però intanto era lì, verso il canestro. E allora Bene così. è Capitan Barbera che ha la possibilità di ridurre il gap in questo momento di 7 punti, 10-3 per la Savio, e infatti non sono 2 tiri. Ah, ci hanno ripensato. Vediamo. Sì, perché probabilmente hanno visto il bonus che però è per Gravina. Colpisce ed è rimessa e non sono 2 tiri, infatti. Ok. Era un chiaro assist quello, il no look di Barbera per Sant'Onofrio. E stranamente rimessa dal fondo. Strano vedere una rimessa al fondo del Sì. Gravina oggi. Gli arbitri vanno a parlare Sì, con il c'è tavolo. da parlare un po' sicuramente. Ha cambiato idea. Cosa diminuisce da Robby, che non è progressivo. Rimessa Barbera per la Mantia che va da Spina. Spina difeso da Bonanno. Ancora Barbera. Sant'Onofrio prova la tripla. Corta, ma bravo Simone. Spina. Nuova azione offensiva per Gravina. Ancora Spina. Finta il blocco, bellissimo. Bello Lo scarico qui. per Sant'Onofrio. Si gira il palleggio. 2 punti eleganti per Enzo Sant'Onofrio. È entrato Sant'Onofrio, signori. 5 punti per il Gravina. Meno 5 gli Areci. Zajec, arresto e tiro, infrazione di passi per Zajec, per Ilya Zajec. Barbera si incarica della rimessa laterale e Spina è pronto a superare la metà campo. In penetrazione lo scarico di Sant'Onofrio per la Mantia dall'angolo. Riccardo La Mantia, 3 punti. Meno 2 Gravina, si grande, porta. poi il giro palla, ancora un'azione di Spina. Il suo ingresso devo dire che ha un po' accelerato la fase offensiva del Gravina, l'ha migliorata. E allora vediamo di sfruttare, attenzione, quasi palla recuperata. Makashi sempre attentissimo, vede un contatto. Sanzionato al numero, alla Mantia che si accusa del fallo sportivamente andando a dare un 5 all'arbitro. E allora è Ilya Zajec in lunetta, 10-8, 4-28 alla fine di questo primo quarto. Certo, una situazione che comunque per il Gravina non è buonissima. Diciamo, è da 7 minuti alla fine del primo quarto, ne mancano ancora 5 già in bonus, quindi ogni fallo Assolutamente. saranno 2 tiri liberi. 1 su 2 per Ilya Zajec, 11-8, meno 3 Gravina. Riparte Spina, la difesa è sempre di Bonanno, blocco di Sant'Onofrio. Spina prova a servire con un passaggio al limite. Era per lì, lo indica, era per lì. E che dice, ma veramente era per me? Facendo intendere che non poteva arrivarci. Sant'Onofrio fa di tutto, ma la palla è persa per il Gravina. E allora riparte la Savio. Riparte Bonanno, palla recuperata quasi da Spina. È bravo Bonanno a mantenere il possesso, lo scarico è per Soraci, che va nel cuore dell'area. La tripla fortissima di Bonanno. Airball di Bonanno. Azione un po' confusa questa della Savio. Cambio.
nuovo cambio per Coach Guadalupi, entra anzi Lamantia per Lamantia, Giuliano Lamantia con il numero 23 è pronto a fare il suo ingresso in campo e a prendere il primo pallone della sua partita. Si va da lì, Spina, ancora lì, qua ingenuo lì. sì. Anche lento nel movimento, giustamente i passi si notano, l'arbitro deve chiamarli per forza. E allora Capitan riparante per la Savio, va da Iareci, Zayez per Zayez, l'appoggio facile alla tabella per 2 punti, 6 per lui. e riportano a più 5 la Savio Messina. Santonocito, no look, era lì sotto canestro, attenzione, l'arbitro dice che il canestro non è valido, fallo fatto in precedenza, e non c'è ancora bonus per la Savio. Entra Elia, Ruggero Elia per Barbera. entra anche forse Runci, se non sbaglio, appena rientrato per Soraci. Sì. Time out, E c'è minuto. fermiamo un secondo. E allora siamo rientrati Rieccoci. per questo primo quarto infinito, 3 minuti e 20 Sì. alla fine. Punteggio 13-8 per la Savio. Tutti partono, ma l'arbitro non ha ancora consegnato il pallone. Ancora Caci a colloquio con il tavolo. C'è qualcosa al tavolo a quanto pare che va sistemato. Sì. Coach, allora pare che un giocatore della Savio debba rientrare in campo. Forse il cambio non è stato segnato. Forse non era stato autorizzato il cambio. No, invece tutto... Vabbè, tutto regolare, possiamo tornare alla partita. Rimessa... Check eseguito. Check eseguito, rimessa dal fondo per Gravina, se ne incarica Spina, e va da Elia sotto canestro, lo scarico fuori per Santonocito, spalle a canestro, finta il tiro, Elia in penetrazione dal fondo, non trova il canestro, trova invece il rimbalzo Zayez, Deve carburare un po' Elia. che riparte, ottimo. L'assist per Iareci che in penetrazione alla tabella appoggia 2 punti facili, riportando la Savio più 7. Spina, Santonocito, passaggio rischioso ma bravo Elia a recuperare la palla, e c'è la Mantia
a fare quello che sa fare meglio. Giuliano Lamantia. E c'è Lamantia che se ha un centimetro di spazio non ci pensa due volte. Dalla sua mattonella la prima tripla, così, così come per gara 1 dove ricordiamo un inizio folgorante. 3 su 3. Un uomo chiamato in causa per tirare e segnare da 3. E allora 1-1 per Giuliano Lamantia, 11-15 per Messina. Riparte la Savio con Bonanno. Bonanno capovolgimento per Riparante. Sempre lui. Risponde Ilya Zajec con una tripla dall'angolo che riporta a 7 punti il vantaggio di Messina. Spalle a canestro, Ruggero Elia prova a sfruttare il fisico, non trova l'appoggio, e allora la Savio è pronta a ripartire con Bonanno che serve Riparante, palla persa, Spina, assist meraviglioso per 2 punti, facili alla tabella per Ruggero Elia. Questi sono i contropiedi di Gravina che ci piacciono. Riparte la Savio, riparte da Zajec, Bonanno. Penetrazione, prova l'assist, quasi palla recuperata di Spina, Riparante dall'angolo, airball, il rimbalzo è da lì, Lamantia, nuovo passaggio lungo per Elia, rischioso, Eccessivo. che succede? Non capiamo cosa sia successo, tutti in campo però. Ecco, si è fatto male l'arbitro. Non ci facciamo mancare nulla in questo primo quarto di Gravina Savio. Questa cosa non mi era mai successa, ma qualcosa di lieve, qualcosa alla mano. Si mette da solo il ghiaccio, insomma. Niente di che. Però, Spray per Caci. Sì. Spray per una categoria. Spray per Caci. Ma secondo te, giusto per in questo momento Per possiamo ingannare, permettere, sì. se l'altro arbitro si chiamasse Pepe? La butto lì. L'hai Forse buttata apriremo lì. una rubrica su questo. L'hai buttata lì. Allora mi auguro che le interruzioni possano essere sempre, non so se di meno o di più, mi riservo Vedremo un po' come andrà. di prendermi del tempo per pensarci. A quanto pare però l'infortunio non è proprio così Probabilmente stupido per Caci. un po' di cerotto, qualche medicazione rapida. C'è un momento di grande solidarietà però da parte di tutti È bello i vedere queste medici cose di nello entrambe sport. le panchine sono lì. Tutti i medici richiamati all'ordine. Allora noi approfittiamo per dirvi che manca 1 minuto e 25 alla fine del primo quarto. Non alla fine della partita, ma del primo quarto. E che il punteggio recita Sport Club Gravina 13, Savio Messina 18. Eh sì, Andiamo ricordiamo a i vedere, top sì. scorer. Allora, per il Gravina devo dire che c'è tanta omogeneità, perché ci sono 3 punti di Lamantia, Barbera, l'altro Lamantia Giuliano e 2 punti di Elia e Sant'Onofrio. I top scorer invece per la Domenico Savio sono 8 di Areci con 23 e 9 ovviamente. Zajec che è salito in cattedra. Quindi praticamente due che stanno segnando per la che squadra. stanno tenendo Hanno fatto 17 punti su 18. assolutamente. 2 bocche di fuoco per Play pivot, classica Savio. molto anni 80 questa cosa. Vigliareci vi diciamo che ha fatto gli europei under 20, è un albanese che l'anno scorso ha contribuito alla promozione in C unica di Latina, classe 2004. Questo perché noi ci documentiamo anche. Come sempre, tanta qualità. Si riparte. La Savio va da Iareci. Zajec da 3, non va, Sant'Onofrio, rimbalzo per Simone Spina che va da Giuliano Lamantia, il taglio per Ali, servito sotto canestro, bellissimo lo scarico nel cuore dell'area per Sant'Onofrio che poteva anche provare il tiro, si prova però lo scarico pulito, elegante, l'arresto e tiro di Ruggero Elia, 2 punti per lui. ottima scelta qui di Elia, sì. E allora -3 per il Gravina, mancano 50 secondi alla fine del quarto. La Savio va in angolo con Runci, Bonanno prova la penetrazione con coraggio, non trova il canestro, rimbalzo di Lamantia che va da Spina, la penetrazione si ferma, bravo Simone,
Prova Sant'Onofrio da 3 punti, non va. Rimbalzo di Ali, nuova azione d'attacco. Ancora palla sotto per Sant'Onofrio, qui però il contatto forse c'è, ma non sono dello stesso avviso gli arbitri. Allora riparte la Savio in contropiede, solissimo. Appoggia il tabellone. 10° punto per lui, doppia cifra. 8 secondi alla fine. Azione. Spina. In penetrazione. Bello, Simone Spina. bello Spina. Finisce il primo quarto, più 3 per la Savio. 20-17. Un primo tempo un bel combattuto. primo quarto. E noi vi aspettiamo tra qualche minuto per il secondo quarto di Gravina Savio. E allora rientriamo pronti per il secondo quarto. E Zajec pronto ad incaricarsi della rimessa. Si aspetta il check dal tavolo che arriva in questo momento. E allora Zajec va da Paez in penetrazione, prova lo scarico, la palla è recuperata da Sant'Onofrio che supera la metà campo. L'assist per Ruggero Elia sotto canestro. Non va il tentativo, difficile, e fallo anche. Fallo a chi? Fallo ad Elia. Di reazione. Fallo di reazione. Riparte la Savio, ancora con Paez, il player argentino classe 2007, da Ilia Zajec, che non ci pensa due volte e prende una tripla di Bel giocatore. pregevole fattura, Bel giocatore. e riporta a più 6 la sua squadra. Riparte il Gravina, Sant'Onofrio. Sotto canestro, attenzione, bellissimo, lì che non trova il canestro, ci pensa Elia, rimbalzo offensivo e 2 punti alla tabella per lui, 23-19. Credo sia passata a zona la Savio, mentre ancora uomo il Gravina. Iareci sporca il passaggio Sant'Onofrio, rimessa dal fondo.
incarica Paez. Iareci, ancora Paez in penetrazione, non va all'appoggio alla tabella, il rimbalzo di Ruggero Elia che va da Spina, palla persa. Passaggio leggero, prova la schiacciata e qui l'errore è non tornare però. Ha segnato un buon anno. Ha segnato un buon anno, palla persa la Spina che imposta una nuova azione d'attacco. A lì sotto canestro, questa volta il fallo c'è, è il fallo di Iareci, dovrebbe essere il secondo, andiamo a vedere. Vorrei ricordare, Iareci è partito per schiacciare da lontano, cioè, Sì, un ha po'. preso il ferro, quindi Secondo fallo intanto per Iareci, secondo fallo anche per lui, vediamo se Coach Patti decide di correre ai ripari, a quanto pare no. E allora sono 2 tiri che era lì. Assegna il primo punto per lui. si iscrive anche lui al referto. Seconda gita e lunetta. Secondo canestro, 25-21, meno 4, riparte la Savio. Con Paez. Iareci. Si va da Runci. La tripla, Ancora Zajec, ancora il Zayas. che giocatore, tanta fiducia. Guadalupi manda Capitan Barbera sul cubo del cambio, ancora una palla persa da Simone Spina, ma bravo Giuliano Lamantia a recuperarla, servendo sotto canestro. Elia, palla sporcata dalla Savio, rimessa in attacco ancora per il Gravina. C'è il cambio, esce con il numero 34 Giovanni Lì e rientra con il numero 10 il capitano Barbera. Di nuovo più 7 per la Savio, sta riprendendo un po' il largo. Sì. Serve ridurre il gap subito, massimo vantaggio eguagliato per la Savio. Spina va dalla mantia. Barbera. Il blocco di Sant'Onofrio. La tripla di Lamantia. 2 su 2 dalla stessa mattonella. Puntualissimo, un orologio. La Savio riparte con Runci, ancora Zayez, questa volta si fa più forte la difesa di Sant'Onofrio, che non riesce a conquistare il rimbalzo d'attacco, il rimbalzo è preso da Bonanno, ci riprova qui a Zayez. Ed è la quinta tripla di E Zajec. sono 18 punti. 18 punti, 5 triple segnate per Zajec. 18 punti in 13 minuti di gioco, incredibile. Sant'Onofrio sotto canestro, bravissimo Bella, Sant'Onofrio, bella. appoggio al ferro, 2 punti per lui, 31-26, Gravina è lì, Iareci, e questa volta il fallo in attacco Stavolta lo dà. viene concesso da parte dell'arbitro Di Stefano. Bravissimo Sant'Onofrio a prendere posizione al centro dell'area. E c'è un minuto di sospensione chiamato dall'arbitro, da coach Patti, che è molto forte la protesta nei confronti di Stefano. Non è d'accordo Patti sul fischio di sfondamento, che a noi sembrava però abbastanza chiaro. Non è Patti No. l'autore delle proteste, ma un membro dello staff della Savio che continua. Continua. Sì, proprio non Sguardo di sfida e lamentela. è d'accordo con questo sfondo. Un po' di polemica. E Ancora vabbè. lì, ancora lì. Più che altro
l'arbitro non... L'arbitro finge di non Esatto, sentire l'indifferenza è la cosa peggiore, Ale. come a volte si dovrebbe fare per stemperare un po'. Sì. Poteva Gli esserci una animi. stretta di mano, invece È l'indifferenza... un bel tecnico anche, ma l'arbitro ha deciso in questo caso di. Evitiamo forse di scaldare troppo gli Esatto, animi. sì, assolutamente, partita corretta fino a questo momento. Perché rovinare questa tradizione, questa bella tradizione. Vabbè, comunque, si ricomincia. C'è un fischio, c'è un cambio. Entra Zajec. Perdonami, c'è scritto 13. Entra Dmitro Zajec. Ah no, è Soraci, è 8, scusate. Sì, i numeri tendono un po' a confonderci. Allora, riparte Simone Spina, 31-26, 6:40 alla fine del secondo quarto, all'intervallo. No! È riarrivato. Non se ne è reso conto. Non se ne è reso conto. Assist di Ruggero Elia per 2 punti facili di Sant'Onofrio. Un Gravina molto altruista, forse a volte anche quando sia si potrebbe Spina che arrivare Elia alla potevano conclusione, tirare. sì. Però va bene così perché arrivano i 2 punti, Gravina si riporta a -3. Vediamo Zajec si va a prendere la palla. Zajec. Prova la penetrazione. Non c'è la testa e tiro. Il numero 8 Soraci. E allora riparte Gravina. Barbera. Sant'Onofrio, finta la tripla. E Peccato sì, erano 2 punti importanti, considerando anche il libero aggiuntivo. Peccato perché tutto molto bello, la finta da 3 punti, la penetrazione verso il centro, la finta di scarico, l'appoggio al ferro. Mancava solo il canestro che non è arrivato. Intanto una situazione direi divertente perché il coach Guadalupi indica Ranno e Ranno si toglie subito la maglietta pensando che era il suo momento. Purtroppo non è ancora arrivato il suo momento, doveva È il suo momento, ma un altro tipo di un momento. altro tipo di momento. E noi decidiamo anche di concedergli. Gli diamo anche il suo momento in diretta. E allora sarà Sant'Onofrio in lunetta per tentare di riportare il Gravina sul -1. Allora possiamo dire che nonostante le ottime percentuali che ha avuto la Savio fino a questo momento, Sì. il Gravina è riuscito comunque Che ha a avuto restare. Zajec Esatto. fino a questo Il momento. Gravina è riuscito comunque a restare lì, questo ci dà diciamo un'indicazione Sì. Sono positiva per il proseguo di questa partita. Assegno il primo tiro libero per Sant'Onofrio. potrebbe portare a -1 il Gravina. E così è, 31-30, -1. Riparte la Savio. 8 punti per Sant'Onofrio. Riparte la Savio con Paez, doppio campo. Sì, Infrazione del doppio campo. Errore ingenuo qua della Savio. Stefano. E allora questa volta gli dicono al componente dello staff della Savio che è il caso di finirla qui con le proteste. Sguardo di intesa tra i due. Rimessa Gravina. Barbera per Spina. Spina difeso da Paez, va da Barbera. Elia. Ottimo, il canestro nel cuore dell'area. Giro sul fermo. E appoggio al ferro per altri 2 punti. Per il Gravina che si riporta in vantaggio. +1. Zajec. Adesso il tiro, ma che pulizia. Che giocatore, Sant'Onofrio guarda Lupi come per dire io più che mettergli una mano non posso 20 fare. punti per il numero 1 della Savio e quasi recupero. Qui rischia Barbera sul capovolgimento di fronte per Elia e neanche a farlo apposta è ancora Zajec che ci mette, che prova con una zampata a intercettare la palla, ma la rimessa è per il Gravina.
che giocatore Zayez comunque, Sì, come hai detto prima, la pulizia di Zayez Sì, sì. nella sua azione, il suo arresto e tiro pulito e la palla entra, si insacca. Nel frattempo rientra Iaresci per la Savio, Elia, mamma che tapin di Santonocito, nuovo vantaggio, 34-33, la Savio in attacco, con Bonanno, arresto e tiro da 3 punti, non va, il ribalzo è di Elia che riparte. Lo scarico per la Mantia che ci prova dall'angolo. Ah, peccato. Questa volta non va. Smanacciata di Smanacciata di Santonocito. Santonocito che non riesce a guadagnare il rimbalzo. Riparte la Savio, l'assist. L'assist per Iaresci. L'ultimo tocco sembrava però. C'è un time out. Sembrava proprio di Iaresci. L'ultimo tocco Eh sì, invece. invece ha visto un tocco l'arbitro, era là davanti. E quindi l'arbitro dà rimessa alla Savio. Nel frattempo Guadalupi chiama un doppio cambio, entrano Sidibbe e Zambataro, ma c'è un minuto di sospensione. Eccoci tornati, 4:24 all'intervallo, 34-33 per la formazione di casa. Si ricomincia dal tocco sospetto di un giocatore di Gravina e quindi rimessa Savio. Ci apprezzeremo per dei VAR, metteremo delle telecamere Sì. per andare a rivedere le azioni dubbie. Riparte la Savio, Zayez dal fondo. Tentativo di servire Iaresci, non si rivela la scelta più giusta perché la Savio perde palla e allora Barbera serve la Mantia, Sidibbe, passaggio leggero, l'arbitro non se la sente di assegnare. Non ha visto, dice non ho visto bene. Qui possiamo dirlo che forse la rimessa era Savio, probabilmente. Sì, diciamo che Elia si era buttato Da un po' qui di sembrava più verso la palla. esatto. E la freccia premia Gravina. Sidibè è uscito nel frattempo. Sì. Poco tempo. Il coach sta spiegando. Vabbè, ritorniamo in campo. Barbera per Santonocito. E contatti continui. Di Stefano lo ravvede, se ne accusa Zayez, primo fallo per lui, ancora fondo, rimessa Gravina, Barbera serve Elia fuori dall'arco dei 3 punti. Il blocco di Santonocito, l'appoggio per la Mantia, si torna da Barbera, la palla è sotto per Santonocito. In terzo tempo Niente. non c'è contatto, non protesta Santonocito, riparte la Savio con Paez, Iaresci, solo, prova la tripla, non va, ma c'è il rimbalzo di Bonanno che prova la penetrazione precedenza, torna dal suo compagno di squadra argentino, che torna da Bonanno. 3 secondi prende dal tiro, va Bonanno, prova la tabella, non va, ribalzo di Elia, riparte Gravina, la Mantia, Santonocito, l'appoggio ed è più 3
Paez e Spina che riesce quasi a rubare la palla, ma l'ultimo tocco è proprio il suo. Cambio per Rientra Sidibe. Rientra Sidibe dopo il colloquio con coach Guadalupi, rientra anche Runci e rientra anche Zambataro. Andiamo a vedere. Momento rientri. Runci per Bonanno, Zambataro per Spina, Sidibe per Sant'Onofrio. Questo sembra irci il campo, vediamo, è proprio così. Quindi Spina, Sant'Onofrio fuori. Spacco nel malone, insomma. Allora, quintetto piccolo per Gravina che continua con la difesa uomo come dall'inizio di questa partita del resto. Rimessa per Zajec, Paez tenta di servire sotto canestro il suo compagno, ma Elia intercetta la palla, si lancia in contropiede, l'appoggio facile per la Mantia ed è più 5 Gravina. Coach Pati corre ai ripari, andando sul tiro del cambio. Dmitro Zajec, Jeraci, Zajec, la penetrazione e canestro. Sì, Come a dire, c'è non poco ho da solo dire. il tiro da tre. C'è poco da dire. Non ho solo Dai. il tiro da tre, ho anche la penetrazione. Che bel giocatore. Incredibile. Zambataro, Sidibe, attenzione, arriva la palla a Barbera, fuori da Elia, non va adesso il tiro di Ruggero che prova a sporcare il rimbalzo è Savio. Zajec contro la Mantia, fallo, se ne accusa sportivamente la Mantia alzando il ditino. Allora il cambio è Runci per Paez, qualche minuto di riposo. Zajec costretto a fare gli straordinari qua. Zajec che probabilmente guiderà anche il pulmino della Savio. Probabilmente stasera sì. Veramente fulcro della sua squadra. Eccolo qui, il numero 1 che si palleggia sul piede. Attento l'arbitro Caci. Nuovo cambio Gravina con il numero 7 Riccardo Lamantia Per Elia. per il numero 2 Ruggero Elia. Punti di Elia al momento 8, sempre determinante. Riparte Gravina, Zambataro supera la metà campo, difesa zona per la Savio, la Mantia, Zambataro, la penetrazione, l'arresto e tiro, la scelta era giusta. Rimbalzo offensivo e poi la cosa più semplice che era l'appoggio. Peccato. Bravo Sidibe comunque a conquistare il rimbalzo, peccato per i 2 punti mancanti. Jareci, Zajec, fallo ancora di Sidibe. Forse non è il caso di andare a cercare di prendergli la palla. Tra l'altro gli rimane sempre Sì, incollato. assolutamente. Riparante dal lato, capitano classe 2005, confermato anche lui dopo l'anno scorso alla Savio. Jareci, Suraci, Zajec ancora. Questa volta non va, ottimo taglio fuori di Lamantia, Barbera, Zambataro, Lamantia in angolo, non ci pensa! Altra tripla per Lamantia e sono 11, doppia cifra anche per Giuliano Lamantia, una sentenza dall'arco. Fallo sanzionato al numero 41 Zambataro.
sulla palla ricevuta sotto canestro da Iareci, che provava a giocarsi l'uno contro uno. Vediamo se saranno 2 tiri. Sì, perché c'è il bonus. Sì. 1 minuto alla fine. +3. E Savio che ha l'opportunità di accorciare le distanze a segno il primo di Iareci. Sono 11 punti anche per lui. A segno anche il secondo. Zambataro, Barbera, la mantia non va, Peccato. c'è il rimbalzo di Barbera, ancora la mantia, finta il tiro, l'arresto dal centro dell'area non va, ancora attacco Gravina, Riccardo la mantia questa volta decide di pensarsi su, la penetrazione, lo scarico per un tiro pulito per Sidibbe che non va, non riesce. Buona palla Gravina. Non riesce Iareci ed è quarto rimbalzo offensivo per Gravina, che avrà l'opportunità di giocarsi anche l'ultima azione perché mancano 23 secondi alla fine del secondo quarto. Cambi per entrambi i coach Guadalupi rimanda in campo Simone Spina e Signorelli per Zambataro e Sidibbe, mentre rientra Paez per Iareci per quanto riguarda la Savio. 23 secondi. 4-1, 3-7. Andiamo a vedere in che modo il Gravina deciderà di giocare l'ultima azione prima di andare all'intervallo. Altro check al tavolo. Barbera, Signorelli, Spina. Si decide di giocare con il tempo per non dare modo alla Savio di avere un'ottima azione. Mancano 10 secondi. Spina, blocco di Signorelli, la mantiglia, Barbera, la penetrazione, la stoppata pulita di Soraci. E allora attenzione, 2-1, ci prova Zayez, che per poco non mandava a Poteva segno anche finire questa. malissimo. E allora siamo all'intervallo, 41-37 per il Gravina. Ci rivediamo per il terzo quarto.
E allora siamo pronti per assistere al terzo quarto di Sport Club Gravina Domenico Savio Messina. Il Gravina riparte con Giuliano Lamantia, Simone Spina, Sidibe, Elia e con il numero 10 Capitan Barbera. Risponde la Savio con Paez, Soraci, Bonanno, Zayez, Jareci. Sarà la Savio ad iniziare questo terzo quarto, il punteggio è 41-37. Si aspetta il solito check dal tavolo. Ancora qualcosina da sistemare. Manca poco. Partita che al momento ha avuto solo qualche vantaggio, qualche tentativo di fuga da parte della Savio, prontamente ripresa dal Gravina, ricordiamo in un paio di occasioni massimo vantaggio di +7 per Messina. E Gravina che è stata sempre pronta però a rispondere colpo su colpo, portandosi in vantaggio alla fine di questo secondo quarto. C'è qualcosa che non va al tavolo. Coach Pati ne approfitta per scambiare due chiacchiere con il suo MVP, Zayez. Al momento ricordiamo 22 punti. Sì, coadiuvato da Jareci con 12 punti, ne ha fatti solo 2 nel secondo quarto. Per il Gravina invece 12, guida con 12 punti Sant'Uno Cito, 11 Giuliano Lamantia con 3 triple. Le solite 3 triple. Sì, possiamo dirlo, ci sta abituando. Nel contratto forse sì, ci ha messo c'è scritto almeno 3. 3, almeno 3. Poi 8 punti di Ruggero che deve ingranare ancora un po' di più, ma c'è. Ruggero assente nella seconda di campionato a Reggio Calabria, partita che Gravina ha tentato comunque fino alla fine di portare a casa, non riuscendoci negli ultimi minuti. È un campionato interessante perché comunque, a parte qualche corazzata lì davanti, pare che poi ci sia un gruppone che può contendersi un posto valido per la griglia playoff. Il tavolo dice che è tutto ok. La palla viene consegnata all'arbitro. Si riprende palla Savio E ripartiamo. La rimessa è per la Savio. E Paez che va da Zayez. Ancora difesa uomo per il Gravina. Bonanno. Zayez, il blocco di Soraci. La penetrazione elegantissima per altri 2 punti. Il contropiede. Gravina, passi di Sidibe. Coach Guada riprende Ruggero Elia, colpevole di non aver seguito le sue indicazioni. Zayez, il blocco di Soraci. La tripla di Paez non va, il rimbalzo, carambola da Barbera, supera la metà campo. Spina in angolo per Lamantia, non va la tripla dall'angolo, rimbalzo di Soraci. Zayez, Bonanno prova a vedere se c'è spazio per una penetrazione, ci ripensa per il palleggio e va da Jareci. Il palleggio verso il centro, ancora da Zayez, mancano 7 secondi. Ancora Jareci,
Qua forse chiama un contatto, ma l'arbitro non è dello stesso avviso, allora riparte il Gravina. Barbera per Elia, si va ancora in angolo dalla Mantia. Elia, la penetrazione, fa valere il fisico e appoggia al ferro per altri 2 punti. 43-39. Cassadio imposta una nuova azione d'attacco, ma c'è il fallo in attacco chiamato a numero 8, che dovrebbe essere Soraci, anche se in realtà sulla sua canotta c'è scritto La Bella, non sappiamo. sì, anche Iareci della canotta ha scritto altro. Allora, altro proprio? Sì. Sì, 3 track. Rimessa Gravina, più 4, Spina. Buonanno su di lui, Spina, Elia, dal centro, ancora Spina. La penetrazione, lo scarico per Barbera. La Mantia, arresto e tiro dalla lunetta, corto. Bravo Barbera, che tenta l'appoggio in arcobaleno. Un'altra palla recuperata dal Gravina che si fa trovare prontissimo. Sui rimbalzi offensivi la tripla di Barbera non va l'appoggio. Che sta succedendo? Non va il tapin di Elia che si lamenta per un fallo. E Caci dice non c'è stato il fallo, non è successo nulla. Già me l'abbiamo. Ed Elia risponde. Non si può dire. No, non si vede. Bene, rocambolesco. Sì, Gravina continua a farsi trovare pronta, sono stati tantissimi i rimbalzi offensivi e gli attacchi che il Gravina si è conquistato, non riuscendo però a massimizzare tutte le azioni che ha avuto a sua disposizione. Ne arriva un'altra però, la Mantia dal fondo, Barbera. La Mantia in angolo, ancora Barbera, il blocco di Sidibbe, viene servito Elia dall'angolo che non ci pensa 2 volte, non va il tiro però, il rimbalzo della Savio, riparte Zayez che supera la metà campo. Assist pulito per Iareci. Asse Zayez Iareci. Iareci un po' troppo libero, appoggia con semplicità e riporta i suoi a -2 quando mancano 7 minuti e 10 alla fine del terzo quarto. La Mantia va da Elia, lo scarico per Sidibbe, arresto e tiro, dall'angolo non va, ancora Iareci. Buonanno, Runci, Zayez, su di lui la Mantia, raddoppio di Sidibbe. L'appoggio è pulito di Iareci che continua a lamentarsi. Pareggio. Infatti, a suo avviso, non sanzionati dall'arbitro. E parità, la Mantia dall'angolo. Spina. La penetrazione. Bravissimo, bravissimo Spina. 2 punti. Ottimi per lui. Più 2 Gravina. Buonanno supera Spina, non trova però, non trova l'appoggio, continua a lamentarsi Iareci ormai. Qua ad ogni fallo di azione. Iareci, ha spinto Sidibbe per prendere questo pallone, l'arbitro era lì fianco. Ed è il suo quarto fallo, attenzione, questa è una grana per Coach Padi che chiede al suo giocatore di interrompere le proteste per evitare un quinto fallo che potrebbe essere l'ultimo. Però o non si è accorto del quarto fallo o decide comunque di tenerlo in campo. Rientra per il Gravina Signorelli e rientra Santonocito. Spina, Barbera, Signorelli, la mantiene in angolo. Barbera, Spina, la penetrazione, lo scarico, la Mantia riesce a non perdere la palla alla finta. Mamma mia! La Mamma mia! tripla di Santonocito! Che giro palla Ottima incredibile! azione corale del Gravina.
Pazzesco. Più 5. Qua si fa la recuperata di Barbera per Zayez. Bonanno prova la tripla. Non va. Il ribalzo. La rimessa è bianca. Che Mamma mia, azione. Il passaggio di Spina era al limite. Bravissimo Poi la Mantia a Barbera salvarla. pure extra pass e poi Finta di Barbera da 3 e tiro Sant'Ocino pulitissimo di un ottimo Santonocito. Riparte Gravina, Signorelli. Scordato il passaggio da Bonanno che recupera palla. Zayez non va. Bravo Santonocito a conquistare il balzo a servire Spina che supera la metà campo, inseguito da Bonanno. Ancora Spina. L'arbitro dice che palla non è palla, è fallo antisportivo a Santonocito. sì. Che non protesta. Io sinceramente non ho visto. Ha fermato il contropiede, diciamo Sì, che esatto. già Paez era proiettato, Quindi non l'ha tirato punita, verso di sé. non punita l'entità del contatto, bensì l'aver interrotto un'azione che stava chiaramente lanciando in contropiede la Savio. Paez e compagni, sì. Allora è Paez. Due tiri e Vai possesso. Lunetta. Assegna il primo. Un altro tiro libero per lui e poi sarà rimessa ancora per la Savio. Assegna anche il secondo per il -3. Rimessa dal lato, se ne incarica Bonanno con il numero 14. Bonanno va da Zayez e torna da Bonanno che prova la penetrazione, lo scarico per la tripla, sfortunata, ma si fa trovare prontissimo Bonanno, un po' di disattenzione qui da Dormienti parte. qui, difensore di Sì, Gravina. Dormienti mi piace molto. Barbera Spina, Signorelli, si torna da Spina che può tentare la tripla, non la prova neanche la Mantia che la mette questa volta! Altri 3, Quarta tripla di Lamantia. altri 3 per la Mantia, più 4. Zayez si allaccia le scarpe e si prende il pallone. Tutti fermi. Il blocco di Santonocito, la tripla questa volta a segno per Runci, sfortunato nella prima occasione, a segno in questa, e allora è un botta e risposta continua in questa fase concitata di match. Il punteggio è 51-50 per il Gravina. Santonocito prova un canestro acrobatico, attenzione, questo fallo di frustrazione. No, qua però non era volontario, secondo me stava camminando, lui stesso si ferma, poi Si sono incocciati. già con i piedi aveva preso l'avversario, quindi purtroppo l'arbitro è costretto a fischiare fallo. Ed è il secondo per Santonocito. 3,54 alla fine del terzo quarto, 51-50 Gravina, riparte Zayez. La Mantia su di lui. Iaretti. Paez serve di nuovo Iaretti in penetrazione. Mamma, ne segnava pure questo, scusate. Contatti su contatti, l'arbitro fa giocare. Spina per Barbera. Forza ragazzi. Spina. La Mantia. Santonocito finta dal centro, questa volta l'acrobazia va a segno, il reverse a tabellone, e allora questa volta è Coach Padi che decide di chiamare timeout per parlarci un po' su. 53-50, 3-24, timeout anche per noi.
Rientriamo 3:24 alla fine del terzo quarto, 53-50 per lo Sport Club Gravina. La partita continua a viaggiare sui binari dell'equilibrio, vediamo questo nuovo attacco. Savio, Zajec per gli Areci, non va questa volta, si abbassano un po' le percentuali di Zajec, rimbalzo di Spina e infatti viene chiamato l'antisportivo a Bonanno per lo stesso motivo per cui era stato sanzionato quello a Sant'Onofrio, ossia interrompere un'azione che poteva facilmente portare ad un canestro. E allora sono due liberi per Spina e rimessa. Non va il primo, si resta su 53-50. Non va neanche il secondo. 0 su 2 per Simone Spina dalla lunetta. Rimessa. Se ne incarica Sant'Onofrio. Ancora Spina. Barbera. Signorelli. Barbera. Signorelli. No, la mantina. Interrompe il palleggio. Torna da Barbera da lontanissimo. Non va la tripla del capitano. Bravo Zajec ad effettuare un bel tagliafuori su Sant'Onofrio e a conquistare una nuova azione offensiva per la sua squadra. Si riprende la palla. Sì, sì. Ieraci. Runci. Bonanno. In giro, l'arresto in tiro. Bello! Bellissimo anche questo canestro. Rivelazione Bonanno in queste ultime azioni. Sì. Riporta i suoi a -1. Barbera, Spina. Barbera. Ancora zona per la Savia. La Mantia, arresto il tiro, vittoria dell'area servita ottimamente da Signorelli. 2 punti per il numero 23 del Gravina. Ieraci, blocco cieco di Runci per Zajec, riceve Runci fuori dall'arco dei 3 punti. Ancora blocco di Zajec che si prende la palla, finta il tiro, Signorelli su di lui. 4 secondi per andare al tiro, Zajec per Runci, da 3, segno! Seconda tripla per Runci. Parità, parità. La Savio trova in questo quarto canestri da parte dei giocatori che non erano stati protagonisti nei primi 2 quarti. Sant'Onofrio, Spina, Signorelli dall'angolo, non va, fallo tecnico e Sant'Onofrio che si lamentava di un contatto ricevuto da parte di Ieraci. Gli arbitri però a quanto pare Poco tolleranti. lasciano giocare. Gli arbitri, soprattutto sotto canestro, stanno lasciando giocare, possiamo dirlo, da ambo i lati, quindi probabilmente protestare non è proprio la strategia migliore, ne paga Il coach lo fa accomodare le per conseguenze. stemperare un Sì, po'. ne paga le conseguenze Sant'Onofrio. Terzo fallo per lui. Di Stefano va a spiegare a Guadalupi e al suo assistente Fabio Lazzara i motivi del mancato fischio sul contatto sotto canestro. Sant'Onofrio perché prende la borsa? Se ne va. No, è perché allora forse c'è stata un'espulsione. Attenzione perché noi non abbiamo visto gli arbitri segnalare con il gesto. doppio pugno in alto l'espulsione, ma No, se è un tiro solo è tecnico. Un tiro solo è tecnico. Quindi non c'è stata espulsione, non ho capito però
Allora cercheremo di capire strada facendo, anche se l'aver preso il borsone e essere andato via non mi dà, vuol non mi dire... dà spazio per altre interpretazioni. Attenzione perché questa zona anche Gravina, Runci ancora da 3. 9 punti, terza tripla. Attenzione, più 3 per la Savio. Un minuto alla fine, la Mantia prova a rispondere, c'è Elia sotto canestro, che serve Signorelli, questa volta il fallo c'è. Gli Aresi continuano a essere d'accordo, ma Quinto quinto fallo. fallo, attenzione, quinto fallo. Di via Santo Concito, via Via gli Iareci. Aresi, via due protagonisti da una parte e dall'altra. Iareci chiude a 16 punti, Santonino a 17. Siamo al terzo quarto, vorrei ricordare. Sì, Signorelli ha la possibilità di riavvicinare la sua squadra. Anche alla lui, Savio, meno 2. anche lui si iscrive a referto. Primo punto per Signorelli, meno 2 a 50 secondi dalla fine del terzo quarto. Non va il secondo, il rimbalzo è di Soraci. Buon anno, Zayez. Incredibile come Zayez si sia fermato e come abbiano preso Diciamo che Ronci ha preso le scusate, Runci. responsabilità. Runci e Bonanno. Ci prova Zayez in acrobazia, non va, Bardella prova a servire, schiena in contropiede, si ferma, ribaltamento per Elia dall'angolo, finta il tiro, ancora da Signorelli. Anche qua Poco da dire. poco da dire. Bravo Zayez a prendere la posizione. Secondi alla fine del terzo quarto, meno 2 per il Gravina. Coach Pati ne approfitta Per dire qualcosa ai suoi, per dare indicazioni ai suoi. sicuramente Runci con queste 3 triple ha tenuto a galla la Incredibile, Runci veramente è stato determinante in un momento in cui ripetiamo Zayez, che è stato il terminale offensivo principale, ha avuto un quarto di appannamento, 2 punti soltanto in questo quarto dopo i 9 e i 13 messi a segno nel primo e nel secondo. Allora attenzione perché mancano 15 secondi, possibilmente l'ultima azione per la Savio. Zayez per Bonanno che torna dall'esterno, decide di giocarsi l'uno contro uno, corta il tiro, Barbera lancia in contropiede. Finisce qui il terzo quarto, 56 a 58. Fra 2 minuti. Piccola pausa per noi e pronti poi ad immergerci in questo quarto al Quardio Palma tra Sport Club Gravina e Domenico Savio Messina.
Allora, siamo rientrati precocemente per spiegare cosa è successo a Santo Tocito e perché a questo persone sia andato. Non è stato espulso in maniera diretta, ma dato che poco prima del tecnico avevano fischiato proprio a lui un antisportivo, la somma di antisportivo e tecnico automaticamente porta all'espulsione alla fine della gara per il giocatore. Esatto, ecco spiegata l'assenza anche dalla panchina di Enzo Santonocito. E allora siamo all'ultimo quarto. Barbera per Spina, ancora zona per la Savio. Elia, Barbera. Adesso serve restare concentrati e trovare canestri facili come questo sull'asse Spina e Elia. Parità. Bonanno, Soraci, Zayez, la mantia su di lui, torna uomo il Gravina. Tripla. È tornato Zayez. Tripla. E non per una difesa poco attenta da parte No, della Mantia, qua c'è poco da fare secondo me. Barbera prova a seguire sotto canestro Signorelli, che torna dal capitano, che si appoggia sulla Mantia, ancora Signorelli dall'angolo. Non c'è canestro, ma c'è il rimbalzo offensivo di Elia, che non trova i 2 punti, ma trova un fallo che lo manderà in lunetta. Coach Guadalupi nel frattempo fa entrare con il numero 7. Cambio della Mantia. La Mantia per la Mantia. Viene sempre da dire la Mantia al quadrato, però Potremmo iniziare a usare questo. Riccardo per Giuliano. Un po' di riposo per Meritato direi, comunque la 16 Mantia. punti, ottima prestazione, 4 triple. e non deve Si è farsi, fatto trovare pronto. Non deve farsi abbattere da questa tripla presa in faccia da Zayez, perché comunque la difesa Era buona. era assolutamente buona. Elia non va il primo. Secondo tiro per lui dalla lunetta. Non va. Rimbalzo da Girucci. Si preoccupa di superare la metà campo. Cerca Zayez, la Mantia in difesa. Secondi! Bravo la Mantia! Entra carichissimo. Che difesa! E queste sono quelle azioni che anche a livello di mentalità possono darsi una svolta determinante, come farsi trovare pronti dalla panchina. Bravissimo Riccardo. Riparte il Gravina, la Mantia, Barbera, Spina, penetrazione. L'arbitro dice che il fallo è stato effettuato probabilmente prima dell'inizio del terzo tempo. Andiamo a vedere, così è. Non saranno 2 tiri, ma sarà rimessa. Rientra Paez. Speriamo che questa azione difensiva possa scuotere il animi. Gravina. Il capitano da 3 punti non va, ma il rimbalzo è sempre di Elia, che è sempre pronto sotto canestro a sgomitare e a far valere il fisico. Adesso forza con questi tiri liberi. Cambio. Elia per Signorelli. Ali. Ali per Signorelli. Elia è in lunetta. Eh sì, in assenza di Santo Tocito. Assegna il primo con un po' di tensione. Seconda gita per Elia. Assegno. -1 Gravina. Forza ragazzi, serve una difesa. Riparte la Savio. Paez. Zayez. La Mantia ancora su di lui.
ancora Zayas, volendo che resta tiro, ragazzi. Ma che canestri fa? 29. Che canestri, che pulizia. Spina. Elia. Ali, il fallo questa volta c'è. Soraci prova a protestare. Quinto fallo. E allora anche coach Pati perde un lungo. E reinserisce Bonanno. E allora quintetto piccolo. Quintetti abbastanza speculari. 2 tiri liberi. Era lì. Assegna il primo, -2. 8 minuti alla fine del match. 6-1, 6-3. Non va al secondo, non riesce a prendere il rimbalzo alla Mantia. Fallo di Elia. Allora, nel frattempo vi segnaliamo che la Savio è in bonus. Quindi dopo soli 2 minuti di gioco la Savio è già in bonus, quindi ad ogni fallo il Gravina andrà in lunetta, mentre solo uno fallo di squadra per il Gravina. La Savio va alla Tarunci. Zayas combatte per prendere palla contro una difesa asfissiante di Lamantia. Mamma mia. Libera la tripla per Bonanno che non trova il canestro. Barbera, rimbalzo, Ali passa. Sì. Passi. Sì. Sono d'accordo Ali, probabilmente tecnico Spina. Ai, ragazzi, non bisogna perdere la testa. Ci spiega la Spina è il motivo del tecnico. Allora è importante in questo momento mantenere la calma. Coach Guadalupi lo capisce, prova a far riposare e soprattutto a far tranquillizzare Spina. Abbiamo bisogno dell'apporto del nostro playmaker. Torniamo alla partita. -2. Zayas per il capitano riparante. Fallo di Barbera su Piles. La partita si sta mettendo su binari un po'. E sicuramente questo nervosismo non aiuta. Non Secondo- quando sei sotto di 2 Esatto. partita. Zayas. Fallo di Lamantia. Che si Più che dispera. altro non può mai essere sfondamento se si sta muovendo anche la Mantia con Gonzalo. Zayas sembra aver preso molto sul personale anche questa sfida difensiva. Con la Mantia sembra proprio metterlo alla prova con questo ball Lo handling diverte, continuo. lo Sì. diverte. Lo stimola e questa volta il campo dà ragione a lui. Il fallo è di Lamantia, la rimessa è per la Savio. Riparante. Piles. Riparante in penetrazione. Appoggio che non va. Riparte Elia. In penetrazione al tabellone. Mamma mia, Per la parità. mamma mia, c'è il giro lì. Pochi fronzoli, 2 punti per lui. E allora occhio a Zayas. Ancora fallo di altro Lamantia fallo, che questa altro volta fallo. È difficile tenere Zayas. questa volta Lamantia non protesta. Sono 2 tiri? Sì, siamo perché arrivati a bonus anche non era stato aggiornato dal tavolo il conteggio dei falli evidentemente perché No, dopo- sono arrivati tutti e 3 fuori.
Oh, sì, sono arrivati tutti è vero. adesso. E allora Zayez ha la possibilità di riportare i suoi in vantaggio. 30 punti per Zayez. Trentello per Zayez. Aveva fatto 30 e decide di fare 31. Cambio, Renna per la Mantia. Si complimenta con lui, coach Guadalupi. Sì, comunque ha fatto Per la grande intensità difensiva con cui ha provato a contrastare l'MVP messinese. Barbera, Elia, in penetrazione, ottimo l'assist! Era lì, 2 punti facili alla tabella. Parità ancora. Che partita, che partita! Che partita! Paez, secondi. Zayez. Ogni giocatore del Gravina che entra per difendere su Zayez. Sì. Paez da 3, carica Aia. la tripla che non va. Occhio a Zayez. Qua le mani di Barbera erano molto alte, attorno al collo quasi, Caci era troppo vicino, non so se... Palla persa purtroppo del capitano Antisportivo. e fallo antisportivo. Va bene, resettiamo. Sì, il Gravina deve assolutamente resettare, deve tornare all'equilibrio dei minuti precedenti. Zayez è infermabile al momento e il Gravina sta esaurendo i difensori. Vediamo se un riposato la Mantia Potrebbe dare qualcosa. 31 per Zayez. cambio. È il capitano questa volta a prendersi qualche minuto di riposo ed è la Mantia che fa nuovamente il suo ingresso in campo. Zayez credo non sia mai uscito. Zayez, Sta facendo 40 minuti. tra l'altro con una Sì, non lo vedo faccia affaticato. fresca e riposata che è abbastanza invidiabile. Assegno il libero per il nuovo vantaggio Savio. E con un po' di fortuna assegno anche il secondo. 6-5, 6-7 per il nuovo vantaggio Messina. Bonan si incarica della rimessa su di questo libero. Ancora Zayez. Vabbè. Non ci sono più aggettivi 36 per il numero 1 di Messina. di Messina, sì, il numero 1. Prova a rispondere, Elia non va, ma c'è il rimbalzo di Lamantia. Ancora un rimbalzo, quarto rimbalzo offensivo finalmente per Gravina che trova 2 punti con Elia in un momento fondamentale perché Messina era tornata più 5. 6-7-7-0. Attenzione, la recupera per prendere Ruggero Elia e questa volta antisportivo perché Paez va sulla palla anche se va chiaramente a preoccuparsi che Elia non realizzi, ci riesce e saranno altri 2 tiri liberi per il numero 2 in maglia biancorossa. Di treni Gravina. Sì, fondamentale questa palla recuperata che può dare la possibilità alla squadra di casa di rientrare nuovamente nel match. Dopo un più 5 che comunque a 5 dalla fine poteva destabilizzare.
non va il primo. I equilibri in questo momento sono importantissimi. Prova ad asciugarsi le mani alla struttura protettiva sotto canestro. Secondo tentativo. Assegno Elia, -2. E adesso serve difendere. E adesso c'è Zayed. E serve fermare questo numero 1. L'assist di Bonanno sotto canestro per Paez che non trova il canestro che va lì. E la Mantia che lancia il contropiede Renna. Sporca il passaggio. La Savio, Elia. No, la persa. Palla recuperata dal Gravina con Ali. Renna chiama calma la Mantia che riceve palla in questo momento. Si vive, assist al bacio di la Mantia per 2 punti facili e siamo di nuovo in parità 70-70, 4:34 da giocare. Time out, questa volta chiamato da Coach Pati che decide di parlarci su e foto per noi. Eh sì, possiamo dire che la partita è diventata molto interessante perché sembrava che la Savio se ne stava un po' andando con Zayez e invece il Gravina piano piano, grande Ruggero Elia possiamo dirlo, sta portando avanti questa squadra, i suoi interventi difensivi e offensivi hanno mantenuto il Gravina lì su 70 pari. Sì, l'impatto che dà su entrambi i fronti a livello proprio di aggressività, a livello di presenza in campo è fondamentale. In questo momento è importante anche che dalla panchina in questi ultimi minuti arrivino i giusti contributi da parte di Spina e Barbera che a breve probabilmente rivedremo in campo quelli che saranno i minuti fondamentali. Vediamo se il coach deciderà per questa strada. Il quintetto in questo momento resta invariato. La rimessa dal fondo per la Savio, pronta a ripartire. Bonanno prova a farsi sentire anche il pubblico del Gravina. Zayez, Renna su di lui, palla recuperata, fischio e palla recuperata. E la vince Renna questa. Ottima la palla recuperata di Renna, questa volta Zayez esagera con un ball handling fatto a 1 centimetro dalle mani di Renna che non ci pensa 2 volte a infastidirlo, a intercettare il pallone, a conquistare una palla che può riportare in vantaggio il Gravina. Ancora contro la zona della Savio. No, fortunati in questa circostanza perché Zayez, recuperando la palla, calpesta la linea di fondo e quindi il Gravina ha una nuova azione offensiva. Se ne carica Renna da Sidibe, fuori dall'arco dei 3 punti, dalla Mantia, in palleggio, in angolo da Elia che prova la tripla, non va, il rimbalzo è blu. Palla Savio, va il tiro di Elia, non so, forse un po' forzato. Il rimbalzo è blu, che non è un blu Cina, È un blu Estoril. ma è un blu Estoril. Ancora, Pausa per le due squadre. ancora un minuto, questa volta è coach Guadalupi a chiamarlo, a parlarci su, a 4 minuti esatti dalla fine sul punteggio di 70 pari.
Siamo rientrati. Pronti a tuffarci in questi ultimi minuti di una partita che è stata vincente fin dall'inizio. Buon anno per Capitan Riparante che serve Paez. Ali su di lui. Elia. Su Ronci. Attenzione perché Paez ha la possibilità di bucare la difesa. 2 punti per Paez. Fallo, canestro e tiro libero aggiuntivo. Il fallo sanzionato a Giuliano Lamantia. Ingenuo qui la difesa di Gravina. Paez è entrato molto facilmente, si è ritrovato sotto il canestro a tirare in appoggio. Sì. E allora arriva il primo dei cambi che avevamo chiamato. Rientra il capitano Capitan il numero Barbera 10 per il numero 15 Sidibe. Paez ha la possibilità di portare i suoi sul +3 con questo libero aggiuntivo. Non lo fa. Ribalzo di Ali, si resta sul 72-70 per la Savio Messina. Ruggero Elia, anche playmaker. Lamantia, Barbera, Lamantia, Elia, in penetrazione. Non c'è il fallo ma c'è il rimbalzo e c'è la linea pestata. La linea pestata. Tecnico al componente dello staff della Savio che vi avevamo raccontato nel corso del secondo quarto aveva abbondantemente protestato e dopo un avvertimento dell'arbitro Caci alla nuova protesta quel tecnico che gli era stato promesso in caso di nuove reiterate proteste è stato sanzionato. Lamantia dalla lunetta. -1. Rimessa Savio. Paez. Ronci. Zayez. E Renna su di lui. Zayez. Ancora per Paez. C'è stata difesa. Secondo da lì! E che sta succedendo Alla adesso? in maniera rocambolesca. Ali era intento a spiegare. C'è anche un altro fallo nel fatto. Niente. 40 meno, 30 secondi sanguinari. Era lì. Calma ragazzi, non è finita, 2,50, -5, incredibile quello che è successo, sono stati 30 secondi di pura follia. Ancora chiude Signorelli in aiuto a Ruggero Elia, la palla era carambola su Ronci per una rimessa in attacco per il Gravina che ha fondamentale necessità di ritrovare la via del canestro per riaccorciare il gap che la vede a -5 a 2 minuti e 40 dalla fine, incredibile. Forza ragazzi, Zambataro, blocco di Signorelli, Barbera, Elia, in penetrazione, Zambataro, Barbera, finta il tiro. Non va il tiro da 3, rimbalzo e per la Savio che con buon anno è pronta a ripartire. Zayez, Paez, adesso è una lotta anche contro il tempo. Zayez, Zambataro su di lui, 7 secondi per andare al tiro per Zayez, attenzione
e tiro da 3 punti. Zayez riesce con questo ball handling frontale a guadagnarsi quel centimetro per arrivare a un tiro pulito, ma pulito poi relativamente, perché Ci sentiamo fra un minuto. Scusate, ecco, rieccoci un qua. problema tecnico che ha causato la posizione prima. 39 punti per Zayez. E massimo vantaggio per la Savio a 2 minuti dalla fine, più 8. Un epilogo che non potevamo immaginare. No. Dopo una partita che è stata condotta sui binari dell'equilibrio da parte di entrambe le formazioni, adesso c'è bisogno di mettercela tutta per provare a rientrare. Barbera. Niente, palla persa. Ancora Zayez, Paris, Runci. Che supera la metà campo. Però occhio perché qua Qua si rischia adesso rischiano anche di farsi male. sì, e di prendere anche un divario che non rispecchia la partita. rispecchia per nulla. Due tiri per Runci. Quel Runci che ha tenuto in vita la Savio mentre Zayez non riusciva. Quel terzo quarto, sì. quarto dei 2 punti di Zayez. E in cui Runci e Bonanno sono riusciti a mantenere a galla la loro squadra. Non va il primo. Non va neanche il secondo. Rimbalzo di Lavantia. Parte Barbera. A questo punto c'è bisogno di trovare conclusioni rapide. E allora in questo caso è bravo Barbera a guadagnarsi il fallo e 2 tiri liberi. Se stacchiamo le cuffie parliamo da là. E facciamo così, dai. Perché penso che facciamo così. 2 tiri, Barbera. Non va il primo. Non va il primo per il capitano. Cambio per Signorelli che probabilmente ha del sangue. Rientra Sidibe. Secondo tentativo. Non va. C'è il rimbalzo di Elia. 2 punti, 21 per Elia. E allora è meno 6. Serve difendere. Serve una palla recuperata che arriva. Di Elia. Meno 4. Attenzione, coach Fati ci parla su. Non è un mettente di meno. Comunque. Meno 4, 1,30.
Allora, 1 minuto e 30 alla fine. 79-75. 4 punti in meno di 10 secondi. Gravina non si dà per vinta. E neanche noi. Siamo tornati con un audio diverso. Rimessa dal fondo. Pressing ovviamente tutto campo per il Gravina, che supera la metà campo. Sidibe. La stoppata è valida. Ribalzo di Sidibe. Barbera. Sono 4 i punti. Siamo a meno 4. Zambataro. Barbera. La tripla del capitano. Meno 1. La tripla del capitano. In questi momenti che esce il capitano. 7-0 di parziale per il Gravina in 30 secondi. Forse di meno. 7-0 di parziale. Meno 1 e 13, meno 1. E Bonanno che dal fondo ancora sul pressing di Gravina. Bonanno prova la rimessa lunga. Elia, attenzione, fallo. 2 tiri. Che finale ragazzi, che finale. 7-8, 7-9, 1 minuto e 12 da giocare. Barbera in questa partita, al di là ovviamente in generale la prestazione, ma come punti segnati la prima tripla della partita è questa tripla. Assolutamente. Quando serve, il capitano c'è. Quando serve. 2 tiri per Paez. 2 tiri per Paez. Allora, vediamo se l'argentino 2007 si conferma anche freddo e glaciale per 2 tiri che chiunque abbia giocato sa Quanto sono pesanti. e quanto diventa pesante anche la palla. Si chiama il pubblico di Gravina a provare ad infastidire l'argentino. 2 liberi per lui. Zittisce tutti Paez. 78-80. Secondo tiro libero. Non va il secondo. Rimbalzo di Barbera che supera la metà campo. Elia. Attenzione. Si va da Sidibe sotto canestro. Prova a giocarsela. Lo scarico. Parità. E parità, 80 pari, 8-0 di parziale aperto per il Gravina, 55 alla fine. Paez prova a superare la metà campo. Bonanno ancora per Paez. Sidibe. Paez ci ripensa. Palla recuperata. È fallo. Palla recuperata di Elia. Incredibile. E in tutto ciò 25 punti Che di Elia in finale! questa partita, che ne ha fatti 6 Che finale. nell'ultimo minuto. Che partita. Che partita ragazzi. 45 secondi alla fine, 80 pari, 8-0 di parziale a 2 liberi. minuti dalla fine. La Savio era 80-72. Incredibile, in 1 minuto e 15. Che reazione di squadra. Forza Elia. Non va il primo. Secondo tentativo per lui, tutti in silenzio. Assegno +1 e adesso si deve difendere senza commettere fallo. La sporca Zambataro. Si deve difendere. Si deve difendere. Bonanno. Zayez.
Zayez. Ne mancano 35 di secondi alla fine di questo match. Zayez non ha intenzione di passarla, anzi la passa a Bonanno. In penetrazione. Ragazzi, che canestro. Che canestro. Più uno Savio. 23 secondi alla fine. Zambataro. Elia. In penetrazione. Assegno! Assegno! Più uno! 14 alla fine! Senza fallo! È chiuso! Palla recuperata, calma! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! La porta a casa! Il Gravina! La porta a casa! Il Gravina! Che partita! 83-82! Che partita! Non andate via che proviamo a sentire i protagonisti! Che partita! Quanto abbiamo? Andiamo con le cuffie! Perché si sente bene! Aspetta, stiamo a fare il selfie. E Gianluca! No, ma andiamo noi invece qui il campo. Andiamo noi? Aspetta. Sopra. Aspetta. Apri da qua. No, veniamo dal campo, è più bello. Apri. Vabbè, dai, non c'ero riuscito. Vai. Gianluca, uomo vieni. Vai, fai gol. Allora, coach, innanzitutto complimenti. Qua siamo devastati. Pensa io. Allora, che cosa dire? Una partita condotta sui binari dell'equilibrio fin dall'inizio, con la Savio che all'inizio aveva provato a prendere dei piccoli vantaggi sempre recuperati e poi alla fine in 30 secondi purtroppo di distrazioni, quando tutto sembrava compromesso, a 2 minuti alla fine su -5 qualunque squadra avrebbe mollato. Una reazione di gruppo, una reazione di coesione veramente impressionante da un punto di vista offensivo e difensivo, che ha lasciato tutti sbalorditi e tutti entusiasti. Perché abbiamo giocato gli ultimi 3 minuti, abbiamo giocato con l'aggressività con cui si deve giocare 40 minuti, abbiamo giocato di squadra come si deve giocare 40 minuti. Noi invece per 38 minuti ci siamo sempre affidati a soluzioni dei singoli senza avere un gioco di squadra. Una partita troppo nervosa, molti sono dedicati a parlare con l'arbitro invece di pensare alla partita, quindi probabilmente ci è mancato un po' di concentrazione in campo e l'adrenalina degli ultimi 2 minuti ha supportato questa non concentrazione durante la partita. Però neanche l'affanno, quindi complimenti. Le prossime cerchiamo di viverle in maniera un po' più serena anche per la nostra salute. Non ho affanno, però ho il debrificatore. Tanti complimenti. Grazie. In bocca al lupo per le prossime. Grazie. Bravo, Grazie, coach. capitano. Allora io esordirei 2 triple, la prima è quella decisiva. Io non so cosa dire, abbiamo parlato con il coach di una partita che a 2 minuti dalla fine, dopo che era stata sui binari dell'equilibrio, a causa di 30 secondi di distrazione avrebbe ammazzato chiunque, perché
c'è stato un -5, un -8 e poi 79-79. e poi c'è stata una reazione di squadra che è stato qualcosa di entusiasmante per noi che la vivevamo all'esterno. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare invece tutta la partita. Durante la rotazione. Per fortuna alla fine l'abbiamo portato a casa perché sarebbe stato un bruttissimo gol. Perché già settimana scorsa abbiamo perso la partita fondamentalmente contro 2 giocatori. Poi gli altri si erano ottimi giocatori, però hanno fatti 60 in io. Questa settimana questo ragazzo numero 1 non so se ne ha fatti 30, 40. 40. 39, 30 purtroppo non c'era. Alla fine però abbiamo vinto, è la cosa che conta di più. Abbiamo detto due cose, la prima tripla e l'ultima tripla che noi vogliamo commentarla. Che ha fatto iniziare È tutto. stata... No, parliamo dell'ultima. No, vabbè, la prima però. Beh, la prima Uno è... schema studiato in settimana, ok? Che era il risultato tutto perfetto e non l'abbiamo più rifatta tutta la partita. E l'ultima quando c'è da prendersi una Il cuore quello. Sì, l'ultima è proprio soltanto di voglia, cuore e basta, l'ho lanciato. E allora complimenti al capitano. Grazie. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima. 4 di novembre ci sarà la prossima partita in casa del Gravina e quindi noi vi salutiamo con un canestro dietro di noi per simboleggiare quello che abbiamo commentato. Una partita spettacolare, grazie per averci seguiti. Grazie a tutti, una buona serata. Alla prossima.